Ore 23, strada provinciale 29. Eleonora Zaffaina, 48 anni, stava percorrendo il ponte di Fener in direzione Segusino a bordo del suo maggiolino grigio. Un impatto violento contro il muro di roccia, un colpo di sonno forse, all'origine dell'incidente che non le ha lasciato scampo. Immediato l'arrivo dei soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. È solare, molto discreta e attenta ai bisogni degli altri. Una famiglia riservata, quella di Eleonora, composta da altre due sorelle, Silvia e Valeria, e la mamma Vilma, 82 anni, che devono ora sostenere un dolore inaspettato e profondo. Originaria di Cairano San Marco, Eleonora lavorava alla Benetton e porta il suo cognome l'antico molino che una volta era di proprietà della famiglia. Un nucleo storico di Cairano, fa sapere il sindaco, ma sempre rimasto circoscritto al loro riservo. Sindaco che si unisce al dolore della famiglia. Come comune siamo sempre a disposizione anche con tutti i nostri cittadini e ripeto, rinnovo le condoglianze alla mamma che conosco tra l'altro, una persona molto gentile e anche molto solare la mamma. Spiace solo che questo fatto sicuramente gli toglierà il sorriso. Una strada, quella che si imbocca all'uscita del ponte di Fener, interessata da dei lavori per una rotonda, un tratto piuttosto stretto per una quantità di traffico anche pesante, consistente. Ma per Eleonora è stata una fuoriuscita di strada autonoma, l'origine del sinistro. Sul posto, oltre ai sanitari del SUEM 118, anche carabinieri e vigili del fuoco di Feltre. Ancora al vaglio delle indagini le dinamiche esatte dell'incidente.